Presidente Vardanica, viene oggi alla riunione qui in Camera di Commercio? Ma io spero che venga dal Presidente di Veneto Banca. Avevamo puntato alla riunione di Piazza Borsa per cercare novità sulla nuova presidenza di Veneto Banca, con il risultato che l'ex numero uno di Unindustria Treviso non ha partecipato alla riunione e non ha nemmeno accettato la nomina a Presidente della Banca di Montebelluna. Il rischio troppo alto, secondo i ben informati, di fare da capo espiatorio il 5 dicembre all'assemblea con la quale si darebbe il via al falò delle azioni. Realistiche valutazioni di esperti dicono che potrebbero scendere intorno ai 10 euro, il che significherebbe che andrebbero in fumo le vite di risparmio di quasi 100.000 azionisti. Del resto, chi sta gestendo il rilancio della banca sta già garantendo che il capitale arriverà dalla borsa, ma non il valore delle azioni, che potrebbero fare delle obbligazioni della vecchia cooperativa di fatto carta straccia. Quasi 100.000 i soci che si sentiranno seduti e abbandonati anche da una direzione che non ha intenzione di far pagare il conto alla passata gestione dei Trinca e dei Consoli, come di spiegare perché i soliti amici degli amici abbiano venduto in tempo e qualcuno dice anche oltre il tempo massimo le obbligazioni avvelenate. Serve un presidente straniero, qualcuno da non raggiungere a casa per sfogare la rabbia. Ecco allora il veronese Pierluigi Bolla, 64 anni, già assessore provinciale a Treviso e regionale, laureato in economia con molti incarichi nazionali, ma che nella Marca possiede i vitigni di Prosecco della Valdo Spumanti. Toccherà a lui traghettare la banca dal vecchio al nuovo, sperando di non incagliarsi nella mancanza di investitori forti che al momento stanno a guardare e cercando di allontanare gli speculatori che come avvoltoi si sarebbero già alzati in volo per quella che potrebbe essere un eccezionale pasto speculativo, aspettando gli azionisti alla resa dei conti.